Buongiorno e benvenuti al primo appuntamento di oggi con l'informazione su Telefriuli. Salvini ha deciso. La Lega passa dall'opposizione al sostegno del governo che Mario Draghi è stato incaricato di formare. Pressioni in tal senso sono arrivate dal Friuli Venezia Giulia, non solo dal presidente Fedriga, ma dalle categorie economiche compatte. Mettesse a fuoco l'obiettivo, più di qualcuno dell'entourage aveva indicato l'appoggio a Draghi come una scelta politicamente obbligata per la Lega. Un modo sicuro, probabilmente più sicuro in questo momento del ricorso alle elezioni, per tornare ad essere partito di governo. Tra i presidenti di regione del Carroccio, Massimiliano Fedriga e Luca Zaia sono stati quelli che più convintamente sono andati in pressing sul loro leader. Lo hanno fatto dietro le quinte. Il governatore del Friuli Venezia Giulia è uscito, poi l'ho scoperto, con un tweet del suo staff venerdì. Draghi è profilo rispettato a livello internazionale, in linea con l'appello del presidente Mattarella, c'era scritto. Sulla stessa linea di Giancarlo Giorgetti, che ha ottimi rapporti con il Friuli Venezia Giulia e con il presidente Fedriga e che oggi viene indicato come l'ispiratore della svolta di Matteo Salvini, passato dall'opposizione al sostegno al governo. Tattica, strategia, opportunità. Pensiamo ad esempio alle aspettative del Nord produttivo. Appena Mario Draghi è stato convocato al Colle dal Presidente della Repubblica Mattarella, le categorie economiche del Friuli Venezia Giulia si sono compattamente schierate a favore di un esecutivo nazionale guidato dall'ex governatore della Banca Centrale Europea. Proprio dagli studi di Telefriuli, il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Giovanni D'Apozzo, ha lanciato un appello ai politici più influenti della regione, a partire da Fedriga, affinché trasmettessero alle segreterie romane dei rispettivi partiti il messaggio che l'economia vuole Draghi alla guida del paese. E la scorsa primavera, da Confindustria Udine, era partita la petizione online per Mario Draghi, presidente del Consiglio. Ma non è solo questo. In ballo, con l'appoggio all'ex governatore della BCE, c'è l'immagine stessa della Lega a livello internazionale. E nell'affermazione di Salvini "non possiamo stare a guardare, dobbiamo esserci e gestire il recovery plan", sembra di cogliere uno spirito decisamente meno anti-europeista di quello manifestato fin qui. Nuova manifestazione ieri sera delle partite IVA. Sentiamo i pareri raccolti in Piazza Primo Maggio dal nostro Davide Vicedomini. Cristina Pozzo, che messaggio volete lanciare? Che non ce la facciamo più, che bisogna riaprire tutto, che siamo in una situazione difficilissima, non solo i ristoratori, ma tutto il settore delle partite IVA è in gravissima difficoltà. Dobbiamo riaprire a orari normali, con regole certe che rispetteremo, ma abbiamo bisogno di tornare a lavorare. C'è un'osteria in centro a Udine che è rimasta chiusa per molto tempo e che non è più disposta a rimanere chiusa perché noi non ce la facciamo più a sostenere la cosa. Noi abbiamo aperto venerdì 15 gennaio, abbiamo aperto perché ci troviamo in uno stato di necessità, perché se noi non incassiamo non possiamo pagare l'affitto, non riusciamo a pagare i dipendenti, non possiamo pagare le materie prime, perché lo Stato ci ha abbandonati. Siamo nella condizione che diceva il mio collega prima, di avere i prodotti in giacenza e invenduti, e quindi la stagione se n'è andata. Per cui una sofferenza non solo economica, ma anche di tipo di indotto, di filiera. Noi abbiamo bloccato le vendite, la gente non compra, è una situazione veramente deleteria perché non ha una prospettiva molto difficile. Ci presentiamo noi, ma dietro di noi c'è tante filiere che sono bloccate. Basta girare i magazzini e vedere questo. Noi abbiamo aderito all'iniziativa Io Apro, soprattutto perché noi abbiamo contratto tempo fa dei mutui e abbiamo degli oneri da rispettare e non sappiamo come eventualmente rispettarli se non apriamo. Le ultime sul Covid. La settimana appena conclusa mostra una riduzione sostanziale del numero di nuovi casi, che però si è solo parzialmente tradotta in una riduzione della pressione sul servizio sanitario. Il numero di persone testate per la prima volta scende ancora a 14.838 contro i 18.885 casi della settimana precedente, con un rapporto di casi positivi su casi testati stabile al 18,1%. È l'analisi dell'andamento del Covid in FVG fatta all'ANSA dal data scientist della SISSA Guido Sanguinetti nel report scientifico settimanale. In ambito nazionale il rapporto tra nuovi casi e persone testate rimane al 14,3%, precisa Sanguinetti. Invece migliora la situazione nei reparti ordinari. Su ambedue i fronti i dati FVG rimangono quindi al di sopra delle soglie di allerta stabilite a livello nazionale.
Anche il Friuli Venezia Giulia è pronto alla sperimentazione degli anticorpi monoclonali per la lotta al Covid-19 assieme ai vaccini. Soddisfatto il vicegovernatore Riccardo Riccardi al via libera della distribuzione dei farmaci monoclonali da parte del Ministro della Salute Roberto Speranza. Al via la distribuzione in via straordinaria degli anticorpi monoclonali. Ad annunciare la firma del decreto il ministro della Salute Roberto Speranza attraverso un post pubblicato su Facebook. Sulla base delle indicazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco e del parere del Consiglio Superiore di Sanità ho firmato il decreto che autorizza la distribuzione degli anticorpi monoclonali. Così abbiamo insieme ai vaccini una possibilità in più per contrastare il Covid-19. Gli anticorpi monoclonali servono per il trattamento della malattia, curano cioè chi è già malato, fornendo al paziente anticorpi già formati e immediatamente attivi contro il virus. Con questo tipo di trattamento si riducono le ospedalizzazioni e si migliorano i risultati clinici. Soddisfazione da parte dell'assessore regionale con delega alla salute Riccardo Riccardi, che a Telefriuli commenta così la notizia. Un altro passo avanti nelle numerose azioni che il seguito sanitario ha avviato in questo periodo dell'epidemia. Anche da noi si sta lavorando a questa soluzione con in campo i nostri professionisti più affermati. Il vicegovernatore inoltre ha annunciato l'arrivo in regione tra martedì e mercoledì di 8.500 dosi di vaccini AstraZeneca. Dovrebbero arrivare nelle regioni nel corso di questa settimana. E noi stiamo aspettando dal governo, dalla gestione commissariale, una puntualizzazione precisa sulla declinazione dei servizi essenziali, che sono quella categoria che a causa dell'utilizzazione dell'AstraZeneca consigliato agli under 55 ci consentirà di capire in che modo procedere rispetto a questi servizi essenziali, in coerenza con le dosi e con i flussi che ci verranno consegnati. Siamo così alla cronaca, grave incidente stradale questa notte poco dopo l'1:30 lungo la provinciale 62 in Borgo Ampiano nel comune di Pinzano al Tagliamento. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Spilimbergo, intervenuti per i rilievi e viabilità, una vettura Fiat Punto è finita fuori strada. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi. A bordo dell'utilitaria c'erano 3 ragazzi tra i 18 e i 19 anni. Sono rimasti feriti tutti in maniera grave. 2 sono stati trasportati con l'ambulanza all'ospedale di Pordenone in codice giallo, il terzo è stato trasportato in gravissime condizioni, in pericolo di vita, in codice rosso, sempre in ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ancora migranti sulle strade della provincia di Udine. Nel pomeriggio di ieri sono stati già avvistati alcuni stranieri nella zona di San Giovanni al Natisone e Corno di Rosazzo. A segnalarli, con diverse chiamate al 112, erano stati alcuni cittadini che li avevano visti camminare a bordo strada, ma all'arrivo delle forze dell'ordine si erano già defilati. Anche a Gonars piccoli gruppi di stranieri sono stati notati dagli automobilisti di passaggio. Nella prima serata di ieri, infine, un gruppo di una trentina di migranti è stato identificato nella zona della stazione della ferrovia di Palmanova. Le prove per i festeggiamenti del Carnevale diventano una festa. Musica e baldorie nella borgata di Prosecco rompono il silenzio della mezzanotte. Qualche residente chiama i carabinieri lamentandosi del mancato rispetto del coprifuoco e sul posto c'è la pattuglia della stazione di Prosecco e in ausilio arrivano anche quelle dei carabinieri di Aurisina e di Miramare. Ci sono diverse auto posteggiate all'esterno di una sala. All'arrivo dei lampeggianti si spengono improvvisamente le luci interne e cala nuovamente il silenzio. I carabinieri bussano ma non trovano risposta. Trovano nelle strette viuzze del borgo 4 giovani che risiedono in città. Questi si giustificano con una passeggiata sotto le stelle. Per loro scattano 4 sanzioni per il mancato rispetto della normativa anti-Covid. 2 bar sono stati chiusi per non avere rispettato le disposizioni anti-Covid. Uno di Venzone, che ieri sera alle 21 aveva ancora le serrande alzate, a segnalare la presenza di clienti nel locale ancora aperto alcuni cittadini. I carabinieri di Tolmezzo al loro arrivo hanno anche sanzionato 10 clienti oltre al titolare. Anche a Marano una decina di persone sono state trovate all'interno di un bar dai carabinieri della stazione locale dopo la segnalazione di alcuni cittadini. A quel punto è scattata la chiusura del locale e il titolare è stato sanzionato. Siamo così arrivati alla pagina sportiva. Striscioni e incoraggiamenti dei tifosi ieri al Bruseschi alla vigilia della gara di oggi contro il Verona. È stato bello sentire la loro vicinanza, ha detto mister Gotti, che sentiamo in conferenza. Ovviamente vorremmo riuscire a trovare, a prenderci punti con la maggior continuità possibile. Oltretutto i pareggi vengono valorizzati se qui e lì c'è una vittoria che li consolida. Sarà la prima udinese dell'anno senza De Paul. Come l'ha ridisegnata? Può essere una soluzione l'arretramento di Pereira con l'ingresso di un attaccante?
Questa è di sicuro una soluzione, come peraltro è già successo parecchie volte nel recente passato, però devo dire che non è l'unica soluzione. Questa settimana, rivedendo la partita dell'andata con altri occhi, perché poi in quel momento, anche quando la rivedi, all'inizio del campionato hai addosso la sconfitta, vedi le cose in un certo modo. Oggi mi è sembrato di vedere una partita diversa da quella che ricordavo, anche proprio nei contenuti, nei particolari ho visto delle cose diverse, però tutte e due le squadre da allora hanno messo dentro molto lavoro, sono cambiate diverse cose e soprattutto tutte e due le squadre avranno parecchi giocatori diversi rispetto a quella volta. Passiamo adesso al basket. È finito 65-83 ieri a Monfalcone il derby di Serie B tra Falcon Star e Web Gesteco Cividale. Sentiamo i protagonisti nelle interviste che abbiamo raccolto. Sono una squadra talentuosa che gioca a folate con grande capacità di fare canestri anche in serie, quindi una squadra che veniva da 4 vittorie consecutive. E invece devo dire che il gruppo ha risposto alla grande, con grande maturità, dimostrando che Pillalandia è molto vicina. Sono molto contento perché cominciamo a raccogliere il lavoro enorme che facciamo da settimana, si vede la mano dell'allenatore, abbiamo difeso la grandissima, chiudendo tutti i buchi, non permettendo mai loro di tornare in partita realmente, quindi una vittoria netta che ci rinfranca la prima fuori casa, che chiaramente condividiamo con tutti i nostri tifosi e che ci dà grande fiducia per il futuro. Siamo molto contenti, stasera siamo molto felici, devo dire una vittoria veramente netta, io me l'auguravo ma non pensavo così. E abbiamo giocato con autorità dal primo minuto, nonostante nel secondo quarto Monfalcone ci abbia dato tanto fastidio, però dopo noi ci siamo ripresi bene, abbiamo aumentato il nostro vantaggio di nuovo e siamo stati bravi. Sì, siamo molto contenti ovviamente perché iniziava a essere un pochino un peso, quindi insomma averlo fatto comunque anche in un derby, so che comunque qua cioè in una regione dove la pallacanestro è così importante, insomma averlo vinto un derby del genere ci fa molto piacere e niente, averlo vinto anche nel modo in cui siamo partiti molto forti, poi dopo abbiamo avuto anche dei momenti dove ci hanno messo in difficoltà, sono stati bravi loro che sono molto fisici, molto ben organizzati, quindi si conoscono bene e niente, quindi siamo riusciti a passarci bene la palla, direi, a unire le individualità a momenti di gioco di squadra, che questi sono passaggi che magari io da veterano sicuramente il coach è quello che ci chiede, quindi è un piacere, penso anche averla vista questa partita. Per il momento è tutto, io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi do appuntamento con l'informazione all'edizione di questa sera. Buon pomeriggio.